Buonasera, ritorna la nostra preview e di carne al fuoco ce n'è veramente tanta nella puntata di oggi perché parleremo ovviamente come noto della telenovela legata all'allenatore del Catania, la scelta del prossimo tecnico dei rossazzurri, ma poi c'è da preparare una sfida che sta preparando l'allenatore in questo momento del Catania, che è Zeoli, con la squadra che è già partita alla volta della Puglia, si trova adesso in Calabria e deve giocare ovviamente con il Cerignola domenica. Tanti temi da raccontare, parleremo ovviamente anche di pallavolo nella parte finale della nostra trasmissione, ma intanto vi presento i miei ospiti a partire dalla mia sinistra, da Sirio Silvestri che ritorna con noi. Ciao Sirio. Ciao a tutti, buona serata. E poi alla mia destra invece Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao Marco, ciao Sirio e ciao a tutti. Ti voglio fare anche i complimenti perché insomma Gianluca ha anche raccolto grandissimi risultati insomma in questo ultimo periodo, lo voglio dire perché insomma è importante, è un gran risultato con la Ciriale in casa del Trapani ed è importante dirlo. Con noi, come sempre, la bellezza della nostra trasmissione e non solo la bellezza, anche la simpatia, Naomi Moschitta. Ciao Naomi! Che buono Marco, ciao a tutti e a tutte le amici e le amiche e gli amici a casa. Beh, ho preso la Tachifludec, quindi consentitemi di essere un po' tramortita, ma sono qui per dare voce a voi, i vostri commenti, i vostri meme, quindi rimanete connessi, scrivete al numero WhatsApp per interagire con noi durante la puntata. Allora Naomi, entriamo nel vivo e andiamo a dare uno sguardo un po' a quello che ci attende per il prossimo turno di campionato. Poi discuteremo invece della situazione legata all'allenatore. Vediamo, Naomi, a te. Prossimo turno, quindi 13ª giornata di campionato. Ci aspetta l'11 novembre Virtus Francavilla Casertana alle ore 20:45, mentre il 12 novembre ore 14 Crotone Monterosi Turris Monopoli. Alle 16:15 c'è Messina Latina, mentre alle 18:30 giocano il Brindisi contro l'Avellino, Cerignola e contro il Catania, Sorrento contro il Taranto. Il 13 novembre ore 20:30 c'è Picerno Potenza, ore 20:45 Benevento Giuliano, ore 20:45 anche Juve Stabia Foggia. E poi la classifica che certo non fa sorridere i tifosi del Catania, insomma purtroppo la conosciamo bene e che adesso ancora sempre Naomi ci fa un po' il punto proprio sulla graduatoria del campionato di Serie C Girone C. Una classifica senza asterischi, quindi tutte le squadre hanno giocato anche le partite che dovevano recuperare. Ancora Juve Stabia in vetta alla classifica con 27 punti, seguita dal Benevento a 25 punti, 23 punti per l'Avellino, a 20 punti seguono Picerno, Taranto e Casertana, 19 i punti per il Latina, 18 per Crotone, 17 per Foggia e Potenza. A 16 punti troviamo il Cerignola, 15 punti per il nostro Catania e per il Giuliano, 13 punti c'è la Turris, 12 punti per Monopoli, Virtus Francavilla, a 11 punti c'è il Messina, 10 punti per Brindisi, 9 per il Sorrento, 6 per il Monterosi. Allora, prima di parlare della situazione legata all'allenatore, voglio coinvolgervi subito guardando la classifica. Sirio, è una classifica che il Catania secondo te può scalare per la forza di questa squadra e per il momento che sta attraversando? Vedendo la classifica faccio una riflessione. Vedo squadre meno attrezzate, anche dal punto di vista economico, no? Per roster, vedo Picerno, Taranto, sì, Casertana, che comunque sono avanti al Catania, quindi mi fa riflettere il fatto che sicuramente le scelte e i tempi di questo mercato attualmente sono state sbagliate. E per tempi intendo il fatto che l'anno scorso si è vinto un campionato a marzo. Sì. Si è arrivati troppo tardi secondo te? No, 2 o 3 mesi per costruire e programmare una Lega Pro c'erano tutti. Le scelte riguardano ovviamente gli interpreti, quindi i giocatori, certo, che ad oggi emotivamente, caratterialmente, anche tecnicamente non stanno rendendo per come devono rendere. Tecnicamente Gianluca, ovviamente andiamo verso la scelta di un nuovo allenatore. Chiaramente poi bisognerà vedere che cosa potrà portare. Può cambiare le carte di questa squadra un nuovo allenatore? Non voglio essere pessimista, allo stato attuale non credo perché è da inizio stagione che assistiamo a un Catania comunque in ritardo di condizione, un Catania che a mio avviso non è in grado, perché quello ha fatto vedere, di fare una fase di non possesso importante.
un Catania che, così come dicono le statistiche ufficiali, non può avere lo 0% di palle smarcanti, e quindi questi sono problemi che ti porti dietro e difficilmente un allenatore nuovo può riuscire a cambiare questi aspetti del Catania. Io me lo auguro per loro, però credo che ci sia un deficit troppo grosso per il Catania affinché possa risalire con il solo cambio dell'allenatore una classifica così deficitaria. Io credo che la società debba intervenire in fase di mercato a gennaio in maniera forte, per poi arrivare comunque a giocarsi i playoff da protagonista, perché poi i playoff anche là ci arrivi, incontri squadre pronte, squadre attrezzate, così il Catania secondo me non può competere. Poi è chiaro che da tifosi ci auguriamo tutti che possa arrivare le cose cambino, chiaramente, sì. chiaramente. Allora, situazione allenatore, vediamo gli aggiornamenti che abbiamo in questo momento. Sapete insomma di tutto quello che è successo ovviamente da domenica in poi, con il terremoto in casa Catania, e poi con tanti nomi che sono stati tirati in ballo fino a quello di Lucarelli. La situazione qual è al momento? Ci sono stati dei contatti ovviamente fra Lucarelli e la dirigenza del Catania, a partire, sono ripresi dalla giornata di ieri, dei contatti sicuramente meno interlocutori rispetto a quelli che c'erano stati ad inizio settimana. Il Catania ha fatto arrivare l'offerta a Lucarelli. Secondo quando abbiamo ricostruito, il problema è in parte ricostruibile e riconducibile alla durata del contratto, nel senso che ci sarebbe una clausola particolarmente restrittiva per la prossima stagione 24-25 sulla base dei risultati, che porterebbe a inficiare l'eventuale prosecuzione per la stagione successiva 25-26. Sappiamo che Lucarelli chiede 2 anni di contratto più questi ultimi 6 mesi di questa stagione. Questa situazione contrattuale potrebbe portare invece ad avere l'anno e mezzo più la possibilità di proseguire per il secondo, ma appunto ci sarebbe questa clausola su cui si sta certamente discutendo, su cui stanno discutendo la società del Catania, la gente ovviamente del giocatore, per cui le parti sono in contatto, le parti discutono, però è chiaro che non c'è un accordo in questo momento. Questa è la situazione per quanto riguarda l'allenatore. Ricordiamo che Lucarelli è stato cercato anche dal Brescia, ha un contratto in essere con la Ternana che deve risolvere, chiaramente che deve insomma cambiare e modificare. Sappiamo che è già stato esonerato ovviamente, ma il contratto è in essere in questo momento. Al Brescia si può chiedere un contratto di 2 anni, è lo stesso discorso che chiede Lucarelli al Catania per provare a gestire la prossima stagione come se sia la stagione insomma del rilancio definitivo, per poi proiettarsi nella stagione 25-26. Questo contratto, crediamo di avervelo spiegato nel miglior modo possibile, è valutato in questo momento dalle parti, si stanno facendo tutte le debite considerazioni per tentare di arrivare a quello che può essere un accordo. Anche lì la domanda è: tanto tempo per riuscire ad arrivare a chiudere per il nuovo allenatore? Consideriamo che Tabiani è andato via domenica. Sì. Tanto tempo, ovviamente la società, il club sta facendo le proprie valutazioni per capire e optare sulla migliore soluzione. Io sono d'accordo con Gianluca. Il problema principale, anche se dovesse venire Lucarelli, non credo che abbia la bacchetta magica recuperare e risolvere le problematiche, perché le problematiche secondo me sono legate a un fattore parco giocatori che dal punto di vista atletico c'è qualcosa che manca. Manca perché comunque il mercato è stato, diciamo, sbagliato tra virgolette. La preparazione del Catania è finita credo dal 10 il 13 agosto, sono arrivati dopo Ferragosto 7-8 giocatori svincolati, quindi... Ed è il motivo per il quale Lucarelli, ora poi vado a Gianluca che stava intervenendo, è il motivo per il quale Lucarelli chiede di poter amministrare questi ultimi 6 mesi di stagione, chiaramente con una squadra che non ha costruito lui, che non è stata allenata da lui, e ovviamente presentarsi alla prossima stagione come se sia la stagione
come se fosse la stagione più importante, quella in cui si devono porre le basi per andare più in alto. Certamente. È chiaro che avere un ulteriore anno di accordo, ed è su quello che appunto si sta discutendo, perché il Catania ha fatto la proposta dei 2 anni e mezzo, ma c'è questa clausola particolare, per cui chiaramente è su quello che si va a discutere per trovare la quadra e fare in modo che si possa impostare un ragionamento a largo raggio. No, volevo dire una cosa. Si parla di Lucarelli e Maran, ok? Perché nulla togliendo a questi 2 professionisti, perché questi 2 allenatori che sono già stati al Catania? No? Il dubbio che viene è questo: ci sono tanti allenatori svincolati, perché proprio loro 2? Perché loro 2 che hanno lavorato bene al Catania? Si parla anche di Baldini, è tutta gente che ha lavorato bene al Catania. Baldini fa Paesi che è molto ben conosciuto da Grella e da Bresciano. Cioè, non vorrei, no, scusami, ti ho interrotto. Certo. Dico, non vorrei che si trattasse solamente di nomi importanti, sì, professionisti veramente di calibro alto per questa categoria, ma solo per mettere a tacere un po' di malumore, perché il problema non è l'allenatore, il problema è la squadra. Il malumore a Catania in questo momento lo metti a tacere solo se prendi Lucarelli. La piazza vuole Lucarelli. Capito, però prendi Lucarelli, se non agisci poi forte sulla squadra, io non credo che Lucarelli possa avere la bacchetta magica. No, certo, cioè, è questo il problema. Quindi ricordiamo che il Catania non ha più il direttore sportivo. Esatto. Okay? È vero che si sta pensando, insomma, c'è la situazione anche interna con Lodi che può avere magari un maggiore peso, non tanto da essere magari il direttore sportivo, ma comunque si sta discutendo anche sotto questo spunto di vista, e il Catania in questo momento si ritrova senza allenatore, con Zeoli ovviamente, cioè senza l'allenatore, diciamo, quello che dovrebbe portarlo fino alla fine della stagione, e senza il direttore sportivo. Per cui questa è una situazione importante. Credo che la dirigenza del Catania veda in Lucarelli, ed è quello che sta provando a fare capire, e che ha fatto capire anche a Lucarelli negli ultimi incontri, secondo me negli ultimi dialoghi, che vede in lui una specie di manager, un allenatore che possa anche ragionare sulla squadra, non solo in campo, ma proprio in tanti dettagli. Il problema però appunto è riuscire a trovare la quadra, che in questo momento non c'è. Sì, ovviamente sì, dico, il problema sta proprio là. Loro, ok, prendono l'allenatore, prendono in maniera furba, prendono un allenatore che è già stato a Catania, ha fatto bene, quindi i tifosi, verrà accolto dai tifosi in maniera positiva, però deve andare poi a ristrutturare la squadra, rifondare la squadra, perché comunque il Catania, noi lo vediamo tutte le settimane, lo studiamo, quindi il Catania ha dei limiti pazzeschi, quindi è stata sbagliata qualcosa in fase di mercato, è capitato anche ad altre società, quindi non vogliamo colpevolizzare nessuno, però adesso è successo al Catania, quindi bisogna andare a porre rimedio. Fai una squadra forte di Serie C con dei criteri diversi, con dei valori diversi, e poi metti l'allenatore. A quel punto puoi anche allargare la rosa degli allenatori, nulla togliendo per carità a Lucarelli, puoi anche allargare la rosa. Lo comprendo. No, mi voglio venire da te perché insomma è chiaro che questa situazione ha fatto discutere, no? Ci saranno sicuramente dei messaggi, ma nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, tanti sui social hanno sicuramente parlato della situazione allenatore del Catania, no? Per fortuna si ride e si scherza su una questione comunque calda. Tu hai parlato di telenovela, hai parlato di terremoto, io ti parlo di meme, e quindi con l'aiuto della regia mi collegherei un attimino su Instagram, sempre sulla pagina di 426 che abbiamo già illustrato qualche puntata fa, e io partirei con questo. Direttore, come sta vivendo la scelta dell'allenatore? Grella, invecchiato di circa 30 anni e ha pure acquisito un nuovo vizio, quello del fumo, quindi, come dire, poco stressato il nostro direttore. Ancora, viene fatto il nome di Lucarelli, la mente di ogni catanese si ferma come un qualsiasi pinguino di Madagascar. Serie C, playoff, il Siena elimina il Catania ai rigori. Cosenza, un finale da favola, che sicuramente nel 2018 non fu quello del Catania, ma non solo corsi e ricorsi storici, noi siamo qui anche per riprenderci, no, le rivincite, quindi chissà se Lucarelli è l'uomo della rivincita di quel lontano 2018. Beh, sicuramente meglio di come stava andando la situazione, perché era più o meno così quando Tabbiani ha giocato le sue ultime partite, come la signora che è caduta dentro la fontana di Proserpina, che
potevo essere benissimo io, ma in quel caso Scusa, non ma è. il signore in piedi chi è? No? Ah, è Tabiani, come vero? chi? Ah, ecco, ok. Un uomo qualunque. Ti sei già dimenticato del nostro No, uomo? no, non lo vedevo da qui, il problema è mio, non... Ah, ok, infatti, che fai del bene e dimenticalo, no, è sempre il nostro mister Tabiani nel cuore dei tifosi rossazzurri. E questo è quanto. Poi vabbè, dopo il gol di Deli, Sì? c'è chi ha detto, ma va passo Ledesma. Quindi ancora una volta, ricordi. Giocatore storico del Catania di tanti, insomma, almeno al momento, tanti anni fa. Va bene, ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Allenatore, chiaramente in itinere, vediamo che cosa succederà nella serata di oggi, nella notte, probabilmente nella giornata di domani. Insomma, è una telenovela, visto che abbiamo usato questo termine, che va avanti. Va avanti però anche il campionato, la squadra è partita, ne parleremo fra pochissimo, perché introdurremo poi l'argomento della partita con il Cerignola, fra poco. Catania, ma lo scudetto da Catania, oh, lo scudetto! È diventato virale questo video con Fiorello e il logo del Catania, insomma lo sappiamo, lui grandissimo tifoso e in un momento come questo fa bene, insomma, Sirio, avere questo rosso-azzurro nel cuore, insomma, no? In questo momento sì. Anche perché i tifosi, insomma, hanno bisogno di sorridere. Gianluca, tu non stai sorridendo molto in questa sera perché ti stai preparando a quello che devi dire fra poco. Allora, dicevamo della situazione del Catania che è partito per la Puglia. Domani sosterrà la seduta di rifinitura in Calabria, vicino a Cosenza. Si alleneranno i ragazzi sotto la guida di Zeoli, sono 21 convocati, fra poco comunque ne parleremo, andremo a parlare anche della situazione legata alla formazione, ma oggi, particolarità, ha parlato Zeoli. Perché normalmente l'allenatore del Catania parla proprio alla vigilia della partita, invece l'ufficio stampa del Catania ha oggi mandato attraverso i canali social le indicazioni legate proprio alle dichiarazioni di Zeoli, dell'allenatore del Catania, che andiamo ad ascoltare, anche perché parla di questo particolare momento che sta attraversando la squadra rossa-azzurra, anche in funzione di una nuova guida tecnica che potrebbe arrivare. Sentiamo. L'abbiamo preparata abbastanza bene, recuperiamo Chiricò, Rocca e Bocic, dopo i piccoli acciacchi li abbiamo preservati nella partita di Coppa. E io stamattina sono stato chiaro con i ragazzi, ho parlato prima in Coppa Italia di un punto di partenza, adesso ho chiesto loro la conferma di ripartire, paradossalmente di guardare la classifica, anche se non è bella, però credo che bisogna guardare in faccia la realtà e paradossalmente gli ho detto anche di pensare più al Cerignola. Sono sicuro che lo stanno facendo, però anche queste voci sul cambio allenatore, il nuovo allenatore, non vorrei che venga spostata l'attenzione, preferisco parlare più di chi è l'attaccante del Cerignola, chi sono i centrocampisti, le loro situazioni di gioco, piuttosto che andare dietro ad alcune voci, perché comunque sia il presente è questo e dobbiamo affrontarlo di petto, andando lì e portando a casa punti. Ragazzi, vengo da voi che fate gli allenatori. La preoccupazione di un allenatore c'è in questo momento, no? Perché tutto quello che circonda il Catania crea delle distrazioni enormi. Normale, vedo Zeoli comunque calato nella parte, Sì. Conosce bene la piazza di Catania, sa le responsabilità anche da eventuale traghettatore. È normale che chiunque sieda in panchina la partita la prepari per vincere, Certo. Scendi in campo per vincere. È anche normale il lavoro di Zeoli che, come lui ha ben detto prima della partita di Coppa Italia col Picerno, ho lavorato sulla testa dei giocatori, perché è quello che inizialmente bisogna fare, perché vivere un esonero non è mai una cosa bella. Io nella mia carriera ne ho vissuti due
vi garantisco che Non è facile. non è facile la reazione. La reazione è facile per chi possibilmente è saturo dall'ambiente, dal contesto Certo. negativo, però ci sono situazioni che vanno risolte e penso che Zeoli in questo stia lavorando. Anche il fatto di partire 2 giorni Sì. prima è una cosa importante. Era già stata decisa così, la trasferta Sì, però era già stata organizzata in questo modo. con l'avallo anche del mister, fare gruppo in questo momento è una cosa importante. Fare gruppo, Gianluca, e poi c'è lo spirito, no? Noi le abbiamo chiesto dopo la partita contro il Picerno in Coppa lo spirito di sentire il Catania, no? Sì. È quello che Zeoli può insegnare a questi ragazzi. Isolarsi intanto è la cosa migliore da Sì. fare, perché si sta parlando troppo. Non stanno facilitando il lavoro di Zeoli, non stanno facilitando la concentrazione dei ragazzi. Quando vuoi prendere un allenatore nuovo lo prendi e basta, Sì. lo metti dentro e lo fai lavorare con la squadra. Quindi questa situazione che sembra che tu dovessi annunciare l'allenatore fra 2 secondi, fra mezzanotte, a mezzanotte e un quarto, l'indomani sicuramente non aiuta l'ambiente. Diciamo non che i aiuta tempi sono abbastanza a preparare. lunghi, Ecco, diciamo, avrebbero è chiaro. potuto dire sicuramente andiamo avanti con Zeoli e nel frattempo vediamo cosa può Si era succedere. capito già da mercoledì che Zeoli avrebbe guidato questa squadra anche nella E partita quindi contro il non Cerignola. aveva senso andare a fare, a mio avviso, tutte queste Sì. chiacchiere, perché comunque non permettono ai calciatori di concentrarsi e non è una bella situazione per chi sta guidando in questo momento il Catania. Voglio tornare da Naomi per vedere se di chiacchiere invece positive, di chiacchiere simpatiche ce ne sono ancora sui social o nei messaggi che ci arrivano. Io a questo punto darei voce agli amici a casa, perché proprio per quanto riguarda Zeoli Sì. è amato dalla piazza, e c'è chi sostiene che in realtà in questo momento sarebbe più opportuno lasciare che Zeoli lavori, perché scrivono: buonasera, ma se vinciamo con Zeoli perché non ci teniamo questo allenatore? A me sembra abbastanza grintoso, visto che è quella l'assenza tanto decantato, ovvero della grinta in campo. Francesca Catanese, che abita a Palermo. Ancora, attualmente scrivono: anche se venisse Ancelotti farebbe brutta figura, per recuperare la stagione bisogna fare una nuova preparazione, anche per le vacanze di Natale. Buonasera, anche tra un morso di panettone e latte, siamo a questi livelli. Poi c'è un saluto per i nostri mister: ciao mister Sirio e mister Gianluca, tanta qualità stasera, buonasera a tutti e forza Catania sempre. Ancora, si parla di allenatore di nome Brocchi, Sì. non bastano quelli che abbiamo già, ecco. Campagna acquisti basata sugli svincolati, il risultato non poteva essere altrimenti. E questi sono i messaggi che arrivano da casa, che sono insomma dello stesso tenore che abbiamo visto insomma in questi giorni. Questo è il sentore della piazza in questo momento, ed è evidente che questa situazione che non si sblocca per tanti motivi non aiuta certamente a recuperare l'entusiasmo. Noi ci proviamo ad analizzare la partita, lo facciamo come sempre attraverso i numeri che possono sembrare freddi, ma così non sono, perché raccontano tanto di quello che è stato il Catania di questa prima parte della stagione. Li vediamo nelle statistiche a confronto proprio contro il Cerignola, che abbiamo preparato come sempre con Gianluca Russo. Gianluca, io parto da un dato e poi lascio la parola a te. Passaggi, lanci lunghi. Passaggi Catania settimo, lanci lunghi Catania primo, ma è quel Catania che abbiamo visto con tanti passaggi in orizzontale, tanti lanci lunghi senza costrutto. Questi numeri che sono freddi, che noi diciamo appunto i numeri sono freddi, raccontano in questo modo quello che è stato il Catania nelle ultime giornate. Sì, queste statistiche sono il DNA del Catania, no? Quando ti trovi primo su 60 squadre come lanci lunghi, ma poi hai un attacco sterile. O almeno è stato il DNA del Catania, bisogna vedere se continuerà a esserlo, ovviamente. Vabbè, sono situazioni, comunque i calciatori hanno tanto merito quanto demerito, come l'allenatore in sostanza, e poi sono loro che vanno in campo, quindi comunque voglio dire, sì, primo sui lanci lunghi, pochi gol fatti, non lo considererei un attacco diretto, ma considererei una palla buttata al vento, Sì. perché è così. Ne abbiamo viste tante in casa del Monterosi, ad esempio, ne abbiamo viste a Potenza. E sono statistiche brutte da vedere, perché io posso vedere il possesso palla, il Catania è terzo su 60 squadre, quindi cosa significa? È una squadra che tiene palla e non verticalizza, perché i numeri della verticalizzazione del Catania li conosciamo tutti: passaggi smarcanti 0%, di
di successo nei passaggi smarcanti, quindi tengo palla, non verticalizzo, non faccio passaggi smarcanti. Altro dato importante è prima come numero di sostituzioni su 60 squadre, quindi cerco sempre una soluzione cambiando uomini. Anche là si evidenzia le ha fatte tutte, ogni partita ha fatto 5 un problema, perché io non posso andare ad intaccare con questi numeri così forti la partita in corso, ci devo pensare durante la sessione di allenamento. Ok, quindi non ho bisogno poi di andare, le sostituzioni vanno fatte, ma il Catania è primo su 60 squadre, è un numero importante, così come altre situazioni, adesso non li vedo nel video. Eccoli qua. Eccoli qua. Quindi parlavamo, stesso discorso dei passaggi, quindi ho possesso palla, faccio tanti passaggi, sono settima nella graduatoria dei passaggi, però anche là poi finalizzo poco, finalizzo male, non ho palle filtranti, quindi è il DNA di questa stagione del Catania. Sirio? Sì, ovviamente. Anche guardando i numeri, Sì, infatti mi basavo su quelli che sono più che altro i passaggi, quindi la comunicazione tecnica fra i reparti e tra reparto stesso. Spesso ho visto due Catania. Un Catania nella prima parte, quindi parliamo Crotone, Picerno, diciamo la prima fase della stagione, quella quando c'era ancora l'entusiasmo, possiamo dire quando così? c'era ancora entusiasmo, sì, con un minimo di identità tattica. La seconda parte ho visto poca maturità tattica. Per identità tattica ovviamente intendo tutto quello che è racchiuso in queste statistiche, in questi numeri. Quindi dinamiche, situazioni da creare, collaborazione fra le catene di destra, centrale e sinistra. E per maturità tattica ovviamente intendo quello che riguarda diciamo il giocatore, no? E quindi il tempo di giocata più che altro, tempi di gioco, tempi di giocata. E mi sono accorto che effettivamente questo Catania ricercava poco la verticalità, quindi insistere su questo 4-3-3 non portava a nulla, perché giocando su Chiricò, che ti propone sempre la stessa giocata, rientra sul piede forte e tira di sinistra, tirare o fare un cambio di gioco, alla lunga diventi scontato e di facile lettura. Stessa cosa insistere con Marsura, che mi attacca alla profondità ma serve poco in mezzo per Di Carmine prima di infortunarsi. Io avrei provato a cambiare, più che altro non con le sostituzioni, ma cambiare sistema di gioco. Quindi vedere magari Chiricò in mezzo al campo e cercare più le vie centrali, in maniera tale da agevolare la verticalità di questo Catania che fino ad ora è mancato. Vediamo di capire se magari con Zeoli, è ovvio che Zeoli ha lavorato nella partita contro il Picerno 2 giorni, che cosa può essere cambiato rispetto a prima? Molto poco. Abbiamo visto qualche cosina che vedevamo anche l'anno scorso, no Gianluca? Noi che abbiamo vissuto molto da vicino la stagione dell'anno scorso. Ad esempio, calcio piazzato, no? Gol su palla inattiva. Vediamo proprio la prima clip che tu hai preparato che porta alla prima rete, quella di Castellini. Fra parentesi il primo gol con la maglia del Catania per lui. Una situazione lavorata comunque bene da mister Zeoli, perché abbiamo il movimento dell'attaccante del Catania che lascia lo spazio a Castellini, quindi facendo poi un blocco comunque sull'uomo che doveva scivolare un attimo su Castellini. Quindi una situazione preparata bene, ma Zeoli già ci ha fatto vedere l'anno scorso come preparava le palle inattive, quindi è un grosso professionista sotto questo punto di vista. Sirio? È quello che conosciamo, no? Ma perché i dettagli poi alla fine fanno la differenza. Statisticamente Gianluca può confermare, l'80% delle situazioni avvengono su palle inattive, tra calci d'angoli, punizioni. Sfruttarle è importante. Sfruttarle è importante. E aveva perso anche questo il Catania in questa fase, fase iniziale del campionato fino adesso. Gol del 3-2 invece, con l'inserimento da parte di Deli, il bell'assist da parte di Zammarini. Sì, anche questa è una situazione vista con il Catania di Tabiani, inizio stagione. Sì, avevamo le mezzale e si buttavano dentro, non l'hanno
fatto spesso con qualità, e questa giocata è riuscita al Catania, ma quando parliamo di cose nuove, vero è che il mister ha avuto 3 giorni per prepararla, 4 giorni per prepararla, sicuramente non bisogna, però anche questa situazione l'abbiamo vista e rivista più volte. Quindi... Cose nuove però, Sirio, si sono viste forse nell'atteggiamento, cioè io vedo i primi 20 minuti della partita, insomma io l'ho seguito il Catania quest'anno in casa e in trasferta, ci sono state delle partite in cui il Catania è sembrato imballato in campo, i primi 20 minuti della partita contro il Picerno, lasciamo stare poi il calo, i fantasmi dopo, il rischio di perdere addirittura la partita, ma i primi 20 minuti sono stati diversi. Sì, è vero, i primi 20 minuti... 20 minuti, mezz'ora, insomma. Mezz'oretta, ecco. Sì. La mezz'ora abbondante ho visto un buon Catania che... sai, quando per inerzia spingi sull'acceleratore perché ne hai, e allora anche in base a come è stata preparata mentalmente la partita, allora Cambia. hai questo tipo di reazione. Poi nel secondo tempo... C'erano anche tanti giocatori che non sono nello stato di forma esattamente, ideale, ecco, infatti si parlava di minutaggio. C'è stato un calo sotto questo punto di vista. È giusto programmare il minutaggio per giocatori che ne hanno poco, anche perché poi ritorniamo al punto di partenza che mi prendi i giocatori svincolati dopo Ferragosto. Ovviamente non è la stessa cosa di avere nelle gambe benzina da preparazione da 10 luglio. Esatto. Quindi... Credo che sia anche una questione di caratteristiche. È chiaro che la preparazione incide notevolmente, ma è anche una questione di caratteristiche. Questi giocatori in fase di non possesso, a mio avviso, certe caratteristiche non ce le hanno. A proposito di fasi di non possesso, hai visto? Hai visto? Mi hai fatto l'assist. Fasi di non possesso. Che cosa hai visto di diverso? C'è qualcosina magari, forse le linee un pochettino più strette? Sì, e ti spiego il perché. Questa l'ho voluta mettere questa clip perché avevamo le 2 linee a una distanza di 9 metri. Sì. Questo chiaramente esclude tutte le palle filtranti per gli avversari, una difficoltà di lettura del passaggio e li costringe al tiro da 40 metri, insomma 35 metri, tutto ok. Il discorso delle 2 linee strette è probabilmente una cosa che è una situazione tattica che Zeoli ha lavorato, perché sa che la condizione dell'aggressione alla palla dei suoi uomini non è assolutamente efficiente, quindi qual è il rimedio da adottare? Quello di tenere la squadra stretta e compatta per evitare, perché è evidente che il Catania non ha l'aggressione sulla palla. Sono d'accordissimo, sono d'accordo, anche perché questo tipo di atteggiamento di cui parlavamo prima ti permette di avere, anche di rifiatare dal punto di vista atletico, perché se nelle 2 fasi riesci a tenere una squadra compatta tra le linee, riesci comunque ad agire sull'intercetto, ad agire sulle chiusure di linee di passaggio, perché ovviamente in quella grafica si nota perfettamente che la squadra è bella raccolta. Bella raccolta. E il modo? In automatico trovi pochi spazi per imbucare. Andiamo a vedere le ultime 2 clip. Situazione legata ai riferimenti in marcatura. Anche lì non ci discostiamo da quello che è stato, no? Quello che ci spiegavi prima. Giallo. Sì, abbiamo in questa clip densità in zona palla, zona centrale che è la zona più pericolosa, la famosa zona 14. Cosa succede? Succede che se... Che Naomi conosce benissimo. Naomi sulla zona 14 è espertissima. Avanti. Succede che posso concedere ai giocatori una prima fase, lo sviluppo di questa azione, posso concedere quelle posizioni in campo, mi riferisco ai 2 giocatori che poi verranno evidenziati con l'evidenziatore, ma se l'azione non va conclusa, non va definita, è chiaro che devono andare a stringere a prendersi i riferimenti. Quindi quando io ti dico che non ce le hanno nelle corde queste caratteristiche, è così perché lo dimostrano nel campo, cioè non è un'invenzione. Chiunque fa calcio da un paio di minuti nota come questi giocatori non hanno la caratteristica di aggressione sulla palla. Poi può essere una questione di preparazione. Stessa situazione nella clip successiva. Questo è il gol che praticamente porta il Picerno lì a rigiocarsi la partita. Nella clip successiva, che è l'ultima,
si nota un pochettino la stessa situazione, no? Idem, 4 giocatori del Picerno tra le 2 linee. Quindi anche là non c'è una mezzala o un centrocampista, in questo caso il Catania l'ha messa a 5 in campo, Sì. non c'è una mezzala, non ci sono i quinti fuori Bravo, posizione, notazione particolare. non c'è una mezzala che riesce a recuperare la posizione, questi giocatori, 4 giocatori loro vanno tra le linee, ma anche brutta da vedere questa azione, quindi vanno a rincorrere, non te lo puoi permettere. È il momento più difficile della partita, quando Bois salva il pallone del possibile 3-2 del Picerno, e poi invece il Catania riesce a segnare con Dei la rete del 3-2 e passa il turno in Coppa Italia. Ricordiamo che, visto che non l'abbiamo detto, troverà il Crotone a fine novembre in casa, per cui una possibilità importante. Ricordiamo che la Coppa Italia ha un valore anche in funzione dei playoff. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo perché diamo uno spazio al Messina, perché anche il Messina si gioca molto in questa fase del campionato, e poi ritorneremo a parlare del prossimo avversario del Catania, concentrandoci proprio sul Cerignola che attende i rossazzurri domenica alle 18:30, fra poco. Terza parte della nostra trasmissione, ancora affari puntati sul Catania, il prossimo appuntamento dei rossazzurri in campionato con il Cerignola. Abbiamo parlato diffusamente nella prima parte della nostra trasmissione della situazione legata invece all'allenatore, a Lucarelli, alla trattativa in corso per portarlo ad allenare il Catania. Adesso ci colleghiamo con Francesco Triolo da Messina. Ciao Ciccio, splendido con la grafica di preview alle spalle. Ciao Ciccio, come stai? I potenti mezzi di Telecolor, buonasera, buonasera a tutti. Vabbè. Senti, andiamo a svelare un po' che cosa attende il Messina in questa partita importante che giocherà la squadra di Modica, perché è una fase importante della stagione anche lì a Messina. Insomma, non c'è una situazione di grandissima fibrillazione come qui a Catania, ma insomma la situazione è importante anche lì, no? Ma il Messina, secondo me, è al momento in cui la partita con la Latina rappresenta una sorta di spartiacque, esatto, perché arriva dopo un ottobre e un inizio di novembre difficile, molto difficile. La squadra non vince da 4 gare, 5 con il recupero di Taranto, e quindi la situazione anche in classifica è diventata davvero complicata. E poi è previsto un calendario da qui a Natale ancora più complicato, se vogliamo. Ti dico solo che dovrà affrontare subito dopo la partita contro il Latina squadre come Foggia, Juve Stabia, poi lo scontro diretto di Monterosi fuori casa, il derby col Catania, partite con Potenza e Monopoli che non sono facilissime. No. Quindi ecco che la partita con Latina serve a conquistare punti, soprattutto dovrà servire a conquistare punti e conseguentemente ad avere quella fiducia e quella consapevolezza dei propri mezzi che il Messina sembra, non ti dico aver smarrito, perché comunque la squadra sta giocando, però bisogna rinsaldare, diciamo così. Anche perché l'avvio di stagione era stato sicuramente diverso, hai detto bene tu, insomma è un momento particolare questo, insomma fine ottobre per il Messina. Chiaramente gli impegni ravvicinati, come è stato per il Catania, per una squadra come quella giallorossa che fa del ritmo gara la sua arma, con un po' di stanchezza, con trasferte ravvicinate, ha inciso parecchio, quindi alla fine anche contro il Benevento si è vista una squadra piuttosto stanca. Senti, situazione invece per quanto riguarda, e andiamo così a chiudere proiettandoci verso la probabile formazione che vedremo al Franco Scoglio, situazione per quanto riguarda invece i giocatori, chi c'è, chi non c'è, se c'è qualcuno che appunto ha magari dei problemi e non potrà esserci nella partita contro i laziali. Guarda, non c'è sicuramente Ortisi, che è squalificato, Ferrara non sta benissimo, quindi in difesa un po' il Messina è così un po' in difficoltà, nel senso che le scelte sono quasi obbligate. Pacciardi e Polito dovrebbero essere i giocatori che dovrebbero sostituire Ferrara e Ortisi. L'ipotesi diversa rispetto a quella che vediamo in grafica è quella che Polito possa fare il centrale, così come ha fatto in altre gare,
e l'inserimento di Tropea, che ha giocato una sola partita da titolare a Cerignola, peraltro segnando, e quindi potrebbe essere rilanciato da Modica. Poi a centrocampo scalpita Firenze, ma probabilmente verrà confermato Giunta a fianco di Franco e Frisen, e in attacco Plescia è il punto fermo, con Cavallo ed Emmausso che dovrebbero essere al suo fianco, considerato anche che Luciani non sta benissimo. Questo però, diciamolo, subito dopo la rifinitura di domani può essere un po' più chiaro, perché anche in attacco c'è l'ipotesi che possa giocare a Ragusa, e quindi ci sono due dubbi, due ballottaggi legati soprattutto alle condizioni di alcuni dei giocatori, se potranno recuperare o no. È una partita importante, quindi lasciare nulla al caso è d'obbligo in questo caso. Grazie Ciccio, ci sentiamo nella prossima puntata di Preview, e ovviamente in tutti i nostri notiziari e telegiornali di Telecolor e Antenna Sicilia. Ciao Francesco Triolo. Buona serata, saluti a tutti, buon lavoro. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Torno invece da Naomi, perché spazio ancora ai messaggi dei nostri telespettatori. A te Naomi. Pensavo volessi sapere il PPDA. Il PPDA cos'è? Facci cosa vuol dire? Passes allowed per defensive action. No, perché fate passare. Uno non vuole fare la superiore, quella che sa tutto. No, ma certo. No, io mi sono offesa. Comunque Comunque leggiamo i qua messaggi. passiamo da zona 14 a PPDA, vabbè, insomma. Parliamo. Allora, nel frattempo leggiamo i messaggi degli amici e delle amiche a casa. Sì. Scrivono: i dirigenti in fase di campagna acquisti allenatore hanno sottovalutato le difficoltà del campionato di Serie C. Anche economicamente, per esperienza, ora cercheranno di rimediare, scrive Fabrizio. Nulla di nuovo, effettivamente. Sì. Il cambio di allenatore non è vero che non cambia niente. Ancora siamo alla 12ª giornata e tutto può essere ripreso, anche perché le squadre sono tutte a pochi punti, e anche qui più o meno ce ne eravamo accorti. Poi c'era un messaggio che voglio leggervi, perché siamo arrivati pure alle citazioni filosofiche medievali. Il complesso di Buridano, non so se hai mai sentito parlare di questa cosa. Praticamente l'asino di Buridano, o il paradosso forse, ecco il paradosso dell'asino di Buridano, morì di sete davanti a 2 secchi d'acqua, perché indeciso da quale secchio iniziare a bere. Grella, eterno indeciso. Non vedo perché Zeoli non possa guidare questa squadra. Peggio di Dabbiani è impossibile fare. Insomma, chioscuri menzionno non può fare, direbbero sempre al nord. Mister Sirio numero 1, non ce n'è come lui, grande mister e grande persona. Ancora per Zeoli. L'ultimo per Zeoli. Con Zeoli mercoledì ho visto un Catania che ha fatto cose egregie. Saluti da Ale, Isa e Mario. Ciao Ale, Isa e Mario. Vabbè, perché Zeoli, lo sappiamo, insomma, per spirito, per appartenenza, è chiaramente innamorato dei colori del Catania e riscuote l'amore da parte dei tifosi rossazzurri. Andiamo a parlare adesso del Cerignola. Lo faremo, credo, fra poco, probabilmente anche con un collega che segue anche il Cerignola da vicino, ma con Gianluca volevo capire un pochettino che tipo di squadra attende il Catania in questa partita, perché insomma è una squadra che ha pareggiato tanto in questo campionato. È una squadra pericolosa che andrà in campo con un sistema di gioco 4-3-2-1, ma poi un 4-3-3. È una squadra che attacca parecchio sugli esterni. Dopo, in analisi video, faremo vedere una caratteristica del Cerignola, che è molto particolare, perché è una squadra che, come dicevo, attacca sugli esterni, attacca con non meno di 6 uomini. Questo gli permette di concludere le azioni, veramente tante, in zona secondo palo, quindi alle spalle la linea difensiva degli avversari. È una situazione molto pericolosa che il Catania dovrà stare attento. Altra situazione che lascia un po', che lascia delle speranze agli avversari, è quella dell'attacco della linea difensiva. Tu sorridi? Perché nonostante sia una squadra che va a prendere i riferimenti avversari, quindi uomo su uomo, riescono a tenere in fase dinamica uomini alla ricerca della palla, che non è facile. Poi in area si lasciano anticipare, quindi la linea si fa attaccare spesso. Questo vuol dire che stanno troppo attenti alla palla e poco agli uomini, quindi situazione tatticamente da sfruttare per il Catania. E lo vedremo fra pochissimo. Intanto è con noi il collega Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud, collega giornalista pugliese che segue da vicino il Cerignola da parecchi anni. Emanuele, ciao, buona serata.
Buonasera a tutti voi e grazie per l'invito. Allora Emanuele, facciamo un po' il punto della situazione. La prima domanda che ti faccio è relativa al bomber, diciamo, anche se è da parecchio che non segna. Malcore, volevo capire un po' com'è la situazione, se può essere dalla partita, visto che ha saltato l'ultima, oppure invece no, se è recuperabile almeno per la panchina. È una situazione che persiste, quella dell'infermeria piuttosto affollata per l'Audace Cerignola, e proprio Giancarlo Malcore può essere forse l'unico che riuscirà a recuperare, ad essere disponibile per la sfida di domenica. Ha accusato un colpo in allenamento nella settimana che precedeva la sfida di Monopoli. Nel caso però in cui riuscisse ad entrare nella lista dei convocati, dubito che possa essere impiegato dal primo minuto e quindi partirà dalla panchina e verrà schierato da Tisci solo in caso di necessità o di bisogno. Tanti, dicevo, gli assenti, anche Capomaggio non dovrebbe essere della partita, così come i vari Leonetti, Di Solfi, insomma una situazione che si trascina da diverse settimane, che priva l'allenatore giallo-blu di alternative di qualità in quasi tutti i reparti. Emanuele, dunque la formazione che vediamo, che è del tutto simile, anzi praticamente uguale a quella del pareggio della partita con il Monopoli, è probabilmente questo l'11 che il Catania si troverà di fronte domenica a Cerignola? Sì, direi che la base sia questa, proprio per quanto spiegavo prima, per gli infortuni ai quali tra l'altro si è aggiunto anche Sainz Mazza, che era stato recuperato, ha giocato un quarto d'ora più recupero con i biancoverdi lunedì sera, ma ha subito un nuovo problema muscolare e quindi è un'altra defezione. Quindi penso proprio che si vada verso la conferma di questo 11. Coccia reinventato, mezzala destra da Tisci, con Tascone invece ad agire da play. Di solito invece era proprio il calciatore napoletano ad essere schierato su quella fascia, e in attacco D'Ausilio D'Andrea come trequartisti a sostegno di Sosa, anche se D'Andrea e Sosa sono intercambiabili, a volte l'uno, a volte l'altro fanno il riferimento avanzato. Libertà invece di azione totale per D'Ausilio, che con un gol e un assist a Monopoli è stato il trascinatore dell'Audace. Emanuele, grazie del tuo intervento e delle tue situazioni legate appunto al Cerignola. Insomma, abbiamo capito un po' quella che sarà la soluzione che troveremo da parte di Tisci nella partita che il Catania andrà ad affrontare domenica. A proposito di soluzioni, Gianluca, dicevamo appunto della soluzione Cerignola, i problemi che può creare al Catania e i problemi che il Catania può creare al Cerignola li troviamo proprio nelle tue clip che hai preparato come sempre anche della squadra pugliese. Dicevamo l'attacco sull'esterno, sì, è una soluzione che loro cercano. Sì, è una soluzione importante del Cerignola. Questa è la fase di non possesso. Questa è la fase di non possesso, per cui... Sì, ok, vediamo all'inizio, quindi una squadra... Allora, cambiamo, partiamo dalla fase di non possesso. Ok, va benissimo. Partiamo dalla fase di non possesso. Come puoi notare è una squadra schierata, hanno addirittura molti raddoppi di marcatura, però questo è un problema del Cerignola. Palla dentro, il Cerignola si fa tirare dalla palla, non guardano gli inserimenti, non contrastano. Io ricordo sempre che il principio in area si marca, il principio è sempre quello, quindi devono assorbire questo inserimento, non lo fanno e giustamente prendono gol. Quindi questa è una situazione che abbiamo messo solo poche clip, ma sì, vista e rivista in tantissime gare del Cerignola. C'è un'altra situazione di fase di non possesso nella clip successiva, sperando di restare sempre nella fase di non possesso e di non tornare invece in quella di possesso. Andiamo a vedere la clip
successiva legata proprio, eccola qua, sì, perché questo è il gol del Monopoli. Ci sono le coppie difensive fatte, quindi ogni giocatore ha il suo riferimento, 2 giocatori li ho evidenziati alla ricerca della palla per una seconda palla sporca, palla dentro, anche in questo caso il difensore si fa anticipare e concede il gol agli avversari. Quindi è una situazione che il Catania può e deve sfruttare, perché la concedono veramente tante volte e non riescono a porre rimedio. Sirio, quello che si diceva in precedenza, no? Troppa attenzione alla palla, poca attenzione, insomma, alla fine finisci che non riesci mai a guardare le 2 fasi, no? A gestire meglio la fase non possesso. Esatto. Sono d'accordo con Gianluca quando dice che in area di rigore per principio si marca uomo. Il riferimento uomo non lo devi mai perdere. Certo. Il riferimento palla lo guadagni in un secondo momento, magari quando già la palla è partita, allora ti stacchi dall'uomo. Non la prendo io, ma non la prende neanche l'avversario. Invece se Questo la prende troppe volte principio. l'avversario è un problema. Sono chiare, le clip sono chiarissime. La difesa del Cerignola attratta da riferimento palla, marca la palla e poco l'uomo, quindi da sfruttare sicuramente queste situazioni. Andiamo adesso invece alla fase di possesso, a questo punto dovrebbe essere proprio così con l'esclusione. Sì, per esclusione. E questo ritorniamo alla, giocatore che arriva sull'esterno, Gianluca, e... Sì, Marco, anche questa situazione vista e rivista in più gare, vanno sull'esterno, questa è un'azione di ripartenza, sono in inferiorità numerica, ma questo... Il movimento del difensore del Monopoli non l'ho capito. No, l'esterno, il sinistro, dove va? No, non ha proprio visto l'inserimento alle spalle, è quello il problema, ma se l'inserimento guarda che è fatto con i tempi... che parte, dove è andato? Vabbè, comunque, no, dico... Marco non ha visto l'inserimento, quindi comunque va a fare una diagonale verso l'uomo libero. È chiaro che parliamo di un errore, ma dobbiamo attenzionare questa giocata del Cerignola. Poi quello che fa il difensore del Monopoli, non è un problema nostro, però loro vanno sempre dentro. Anche qua, vedi, vanno alla ricerca, è una palla libera, dovrebbe metterla in zona centrale per l'attaccante, cercano il secondo palo per l'inserimento alle spalle cui molta attenzione da parte dei 2 esterni del Catania, perché insomma da lì possono arrivare le insidie. Dici bene, perché la maggior parte degli attacchi pericolosi dei gol fatti del Cerignola arriva da queste situazioni. Andiamo a vedere invece la grafica con la probabile formazione del Catania, visto che ci attende questa partita. Intanto vi dico, allora abbiamo detto dei 21 convocati, ricordiamo Rocca, Bocic e Chiricò recuperati, l'ha detto anche Zeoli, non tutti stanno benissimo, Bocic e Chiricò soprattutto. Ricordiamo che non c'è Rizzo alle prese con il riacutizzarsi di una pubalgia, poi Marsura ha un permesso per motivi familiari, questa è la spiegazione apparsa sulle pagine del Catania. Noi sappiamo che il ragazzo appunto da ieri non si allena più con la squadra, non si sta allenando con la squadra e dunque non sarà presente in questa partita. Questa è la probabile formazione del Catania, ci sono anche in tal senso i ballottaggi, ricordiamo domani la seduta di rifinitura che sarà in Calabria. Si scioglierà qualche dubbio, Boara Pisarda sulla destra, ad esempio Castellini Mazzotta sulla sinistra dall'altra parte. In attacco stessa situazione, Chiricò probabilmente dal primo, ma c'è Chiarella che scalpita dall'altra parte, Bocic o De Luca, dipende dalle condizioni di salute di questi giocatori e che verranno verificate nella seduta di rifinitura di domani. Ti convince, Sirio? Ma quello che deve convincere soprattutto al mister Zeoli. Perché in questo momento deve essere anche abile nel capire emotivamente i giocatori, per questo dico la testa, quindi lavorare e schierare una formazione dove gli interpreti hanno delle motivazioni per la quale questo in questo momento è il percorso. Poi quando le acque saranno un po' più tranquille, allora lì ovviamente si riprogrammerà un lavoro sulla testa, sulla condizione, sulla tattica, sulla tecnica, su tutto quello che è necessario. Sei curioso di vedere la top 11? Top 11? Insomma, non può non esserci, no? Perché sorridi? Perché fai questo sguardo? Sorrido perché quando ho visto, quando ho visto la formazione del Catania,
Pensavo mi facessi qualche domanda, invece Invece no, niente. e quindi non parlo. No, non parli, invece te la faccio invece sulla bellissima top 11 che Uno squadrone. Che è uno squadrone. Beh, sì. Questa è una bella squadra, la vediamo insieme? Guarda che squadra. Allora, ricordiamo che è una squadra che viene fuori da statistiche, dati incrociati, non c'è nessuno di noi che ha deciso di fare, voi fate l'allenatore, io proprio assolutamente no, dico nessuno ha deciso di mettere questi giocatori in campo, vengono fuori da alcuni dettagli tecnici ed è una gran bella squadra, Gianluca. Questa ti volevo far commentare. Sì, no, vabbè, c'è poco da commentare, c'è forza, estro e velocità nel reparto avanzato. Leone è un giocatore a me piace tantissimo, Scaccabarozzi lo conosciamo da anni, Cum sta facendo un campionato strepitoso sull'out di destra. Già all'inizio ha fatto dalla prima giornata. Tiam, il portiere l'abbiamo visto, della Juve Stabia, è veramente importante, no? È uno squadrone, ma è giusto e c'è anche un giocatore del Catania che è Chirico, che ancora continua ad avere dei dati che lo portano ad essere in questa top 11 della Serie C Girone C. Anche Sirio Sorridi ha preso bene questa parte della trasmissione. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, anche perché nell'ultima parte della trasmissione parleremo di pallavolo della Saturnia, perché il Catania è importante, ma ci sono tanti sport importanti a Catania da seguire, uno di questi è proprio la pallavolo. Sirio Silvestri, grazie. Grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie Marco. Ti aspettiamo ovviamente alla prossima. Gianluca, tu lo sai, sei sempre qui. Ti aspettiamo insieme a noi. Volentieri, grazie, alla prossima. Ciao Gianluca, grazie. Noi ci troviamo invece con Naomi fra pochissimo e parleremo proprio di pallavolo. Fra poco. Ritorniamo alla nostra preview e ci occupiamo di pallavolo di Farmitania Saturnia Catania, che è attesa da una partita importante, anzi da una settimana importante. Ne parliamo con Elia Bossi, centrale proprio della Saturnia. Elia, ciao. Ciao, buonasera. Allora, intanto io ti chiedo, perché insomma so da dove arrivi, insomma so dei tuoi trascorsi, e dunque ti chiedo intanto come ti stai trovando qui a Catania, che atmosfera stai avendo, perché so che sei particolarmente già innamorato di questa città. Sì, sono già arrivate le voci. Sì, già qualcuno ci informa. Sì, devo dire che i ritmi che abbiamo trovato a Catania sono fantastici, l'accoglienza della città. E noi abbiamo la fortuna di stare ad Aci Castello, e in particolare ad Aci Castello ci siamo trovati veramente bene, ci trattano come fossimo loro figli, no? Il pasticcere, l'ortofrutta, il ristorante, il parrucchiere, quindi sì, stiamo veramente bene, stiamo lavorando bene. E la società sta facendo tutto il possibile per metterci... Anche perché state andando pure bene, cioè state giocando una bella pallavolo, perché si vede in queste partite. La squadra è stata costruita bene, e siamo una squadra abbastanza esperta, soprattutto di Superlega, e la pallavolo che riusciamo a esprimere in certi momenti è di buon livello, alto livello. Quindi... Andiamo a vedere assieme la classifica, la vuoi vedere la classifica? Sì. No, perché spero che sia anche una bella soddisfazione, insomma, vedere, è vero che siamo proprio all'inizio, però siete lì, ve la giocate per quello che è il vostro obiettivo, chiaramente, di questa fase del campionato, perché l'importante vittoria con Cisterna vi ha portato lì in questi 3 punti in classifica dopo le 3 giornate di campionato. Le altre, quelle là sono di un altro pianeta, però sono solo 4-5 quelle di un altro pianeta, con le altre se le gioca. Sì, ci sono alcune squadre che hanno dei mezzi diversi dai nostri, esatto. Però anche l'ultima giornata abbiamo dimostrato di poter giocare al loro livello in alcuni momenti. E il secondo set di Piacenza è stato di grandissimo livello. Sì, quindi possiamo toglierci secondo me qualche soddisfazione, anche qualche bella soddisfazione, soprattutto in casa, come è stato con Cisterna. Infatti è stato un esordio, direi, clamoroso. Sotto il primo set, poi siamo andati a recuperare e a vincere 3-1. Col il pubblico che si è fatto sentire. Mi dai un assist? Perché il nostro Angelo Pandolfo, che era presente quel giorno, ha realizzato una clip, registrata e realizzato una clip che ti facciamo vedere, perché voglio che anche le persone da casa capiscano che cosa vuol dire andare a vedere una partita di pallavolo di Superlega, vale a dire, lo ricordiamo, è il campionato più importante del mondo, ecco, diciamolo, perché non è così facile
da trovare a Catania, i campionati più importanti del mondo. Nella pallavolo c'è, e guardate l'atmosfera che c'è in questa clip preparata da Angelo Pandolfo. La vostra casa, il vostro regno, il Palacatania, dove insomma fate e giocate la vostra ottima pallavolo con quel pubblico e in una città, tu lo sai, perché insomma sei anche, hai giocato a Modena, insomma Modena per Catania ha un passato storico importante perché qui negli anni '80 con Modena si giocavano gli scudetti, come immagino tu saprai, e è una culla della pallavolo Catania, ve la state ritrovando lì, con tutti quei tifosi. Il calore della città si sente quando vai in giro, la gente chiede, la gente sa, conosce e se non sa di noi si incuriosisce, ci parla dei fasti catanesi della fine degli anni '80 sì, esatto. E delle glorie che hanno giocato qua a Catania, quindi la pallavolo è di casa. La pallavolo è veramente di casa e qua stiamo vedendo le immagini invece grazie all'ufficio stampa della Farm Italia, Mariangela Di Stefano, che ci ha procurato queste immagini dell'allenamento di ieri al Palacatania. Allenamenti duri sotto Cesar? Sì, lavoriamo. Per mantenere il livello bisogna lavorare. Quello che fai alla domenica è frutto di quello che fai durante la settimana, come in tutti gli sport. Senti, è riuscito subito è vero che vi conosceva tanti di voi, insomma, ma è riuscito subito a integrarsi, anche perché voi avete cambiato allenatore praticamente prima della prima giornata di campionato, pochi giorni prima della prima giornata di campionato. Sì, tramite il lavoro, è un gran lavoratore, quindi quella è una parola che in molti conoscono, un valore che molti della squadra hanno, quindi ci abbiamo dato dentro sin da subito, ci siamo divertiti in un torneo amichevole in Polonia, dove siamo riusciti a vincere. E poi subito siamo riusciti a giocare bene. Questo dà fiducia. È la cosa che dà soddisfazione. Esatto. Dà fiducia e dà soddisfazione anche in chiave futura. Per quanto ti riguarda, so che insomma lui ti tiene molto in considerazione, entri molto spesso nelle rotazioni, sei un giocatore importante già per questa squadra, ti senti importante per questa squadra? Sì. Sicuramente è quello che tutti vogliamo, allenarci forte durante la settimana ed essere pronti a disposizione del mister al weekend. Giocare è quello che ci dà la forza, ognuno di noi vuole essere in campo alla domenica e chi fa meglio arriva e gioca alla domenica. Tu sei di? Io sono nato a Trieste, okay. Però sono modenese di adozione. Diciamo. Ecco, infatti abbiamo parlato proprio di Modena poco fa. Cosa ti piace più di Catania? Oddio, il cibo, vado sul sicuro. Catania è bella, Catania è caotica, Catania è accogliente, questo è quello che ci è arrivato sin da subito. Ho saputo che ti è piaciuta molto l'Etna. Sì, abbiamo fatto una bella gita, abbiamo uno sponsor che sono le funivie dell'Etna e ci hanno ospitato, diciamo, sull'Etna. È stato veramente bello, la storia di questa terra è parte dell'Etna, è parte della storia di questa terra, quindi conoscere Catania vuol dire conoscere anche l'Etna. Conoscere anche l'Etna. Conosciamo invece attraverso la grafica quelli che sono i prossimi appuntamenti vostri, perché insomma li andiamo a dipanare, anche perché sarà una settimana importante che vi vedrà 2 volte di fila in casa, ma intervallate da un turno infrasettimanale. Si parte contro Verona, domenica alle 20, per cui ricordiamo anche l'appuntamento, Palacatania, domenica 12 novembre alle ore 20, e poi nella partita contro Civitanova mercoledì alle 20:30 e poi con Milano nuovamente al Palacatania alle 18 di domenica 19 novembre.
un bel trittico di partite. Sì, sarà un bel tour de force, è la prima volta che ci capita di giocare un infrasettimanale, quindi sarà impegnativo, soprattutto le 2 partite in casa saranno molto importanti, avremo bisogno di grandissimo tutto il pubblico possibile, di tutto il calore, come nella partita di Cisterna. Sono 2 squadre dalle individualità Anche molto perché, forti. rivediamo la classifica per vedere dov'è Verona e dov'è Milano, che sono le 2 squadre che affrontate in casa. È vero che dopo 3 giornate magari le forze in campo non si vedono tanto, però sono 2 partite assolutamente alla portata. Sì, lo dice la classifica, lo dice il nessuna campo. delle 2 merita quella classifica, perché hanno delle individualità molto forti. Parliamo prima della prossima partita. Sì, quella con Verona. Sì. Come ho detto, i mezzi hanno dei mezzi importanti, però avremo sicuramente la nostra occasione, dovremo essere bravi a sfruttarla, dovremo essere bravi ad accendere il palazzetto e prendere l'energia di questo palazzetto. Prendere l'energia di quel palazzetto e vedere appunto quei tifosi che appunto sollevano quei block, che se lo sappiamo è il muro, insomma, per chi magari non è esperto di pallavolo. Sogno per questa stagione, che cosa pensi che possa rappresentare per te l'obiettivo, l'ok, la salvezza, ma di che cosa saresti contento quando alla fine di questa stagione saluterai questo campionato? Sicuramente sarà importante accendere una fiamma e tenerla viva, che è quella del pubblico catanese, della gente, farsi conoscere, farsi volere bene, e quello dovremo farlo tutte le domeniche, da questa domenica in avanti, e quello sarà importante, che la gente poi voglia venire al palazzetto anche nei prossimi anni e che si parli di pallavolo a Catania come si parlava di pallavolo 20-30 anni fa. L'hai visto il Palaspedini? Sì, ci siamo allenati. Lì era dove c'erano 3.000 persone in un palazzetto e ne poteva contenere. Doveva essere una bella bolgia. 1.000-1.500, c'era veramente una gran bolgia, come quella che comunque c'è anche lì per vedere voi al Palacatania. Elia, io ti ringrazio della tua partecipazione, ovviamente forza Saturnia, forza pallavolo a Catania in generale, ma chiaramente forza Farm Italia, perché ci teniamo tutti che facciate un'ottima figura, è un grandissimo campionato, un'ottima figura che state già facendo. Grazie ancora. Grazie. Elia, grazie a Naomi che non ho salutato prima, dunque lo faccio adesso. Grazie a te Marco. Naomi, un abbraccio e ci ritroviamo alla prossima puntata. Io vi ricordo gli appuntamenti con lo sport su Telecolor, domenica con diretta stadio, la partita del Catania che seguiremo come sempre in diretta con i collegamenti anche dallo stadio di Cerignola, le interviste post gara, poi lunedì torneremo con anteprima corner e con corner e poi noi ci ritroviamo con preview venerdì prossimo. Alla prossima, ciao.